Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata andiamo alla scoperta di un paese sudamericano che da qualche settimana è al centro dell'attenzione. Parliamo della Colombia, lo facciamo con Mattia Carlin, che è il console onorario di Colombia per il Veneto a Venezia. Dico che di Colombia si sta parlando molto per una serie di eventi. Quello che sicuramente ha comportato maggiore attenzione è stata la pacificazione dopo anni di guerriglia da parte delle FARC, che hanno deposto le armi, le hanno consegnate al governo, fra l'altro in due tappe perché il primo accordo non era stato siglato. Poi prossimamente ci sarà la visita del pontefice in Colombia e anche recentemente ho letto un articolo, non ricordo su quale giornale, insomma riguardava la città di Medellín, che se non vado errato è la seconda città della Colombia, la capitale Bogotà. Dicevo, Medellín, che negli anni scorsi è stata nota soprattutto per essere una capitale del traffico internazionale di droga, insomma negli anni recenti ha avuto un forte sviluppo, diciamo, invece nella legalità, ed è oggi una delle città più calabrate e più moderne che ci sono nel Sud America, con forti possibilità di espansione anche dal punto di vista universitario, dei rapporti anche tra l'Italia, tra gli atenei italiani e gli atenei colombiani. Detto tutto questo, siamo curiosi innanzitutto di sapere qual è la funzione di un console onorario. Sì, innanzitutto io vorrei ringraziarti per l'invito, prima di tutto. Nessun problema. Poi, noto anche che la bronzatura è quasi colombiana. Sì, è veneziana, è lagunare, diciamo. Allora, sì, quello che hai detto è giusto per quanto riguarda l'accordo con le FARC. Devo fare una precisazione, tu hai detto che il primo era stato siglato un accordo, poi c'è stato un referendum che è stato bocciato e poi c'è stata la firma dell'accordo. Quindi possiamo dire che oggi le FARC hanno deposto le armi, che la Colombia è pacificata, che la violenza è diminuita tantissimo e è un paese aperto, inclusivo, pronto a essere governato e soprattutto a essere scoperto. Offre una natura bellissima, offre delle città, come hai detto tu, Medellín, che si è sviluppata tantissimo sul piano urbanistico, sul piano tecnologico, e quindi oggi la Colombia è nota per ospitare alcune tra le donne più belle del Sud America, perlomeno se non del mondo. Io posso dire a titolo di informazione che almeno 2 Miss Universo sono state colombiane e quindi questo è un esempio concreto. Siamo destati un po' di gossip, ci vuole. Per quanto riguarda la tua domanda, torno ovviamente al punto del console onorario. Ti racconto questo aneddoto. Il giorno che tu mi hai telefonato per invitarmi a questa trasmissione, 7 Gold trasmetteva la sera il console onorario, che io tra l'altro segno del destino. Sì, può essere stato un segno del destino, come direbbe Jung, un'inferenza metafenomenica, dove non si conoscono le cause ma si comprendono gli effetti. Laureato in filosofia. Sì, dai, concedetemi questa battuta. Allora, sostanzialmente il console onorario è il rappresentante di uno Stato straniero nella propria patria in una determinata circoscrizione territoriale. E possiamo dire che è il buon milite della propria appunto patria, della propria nazione, nel tenere le buone relazioni con lo Stato che rappresenta. Quali sono le funzioni principali di un console? Allora, vista così, sì, voglio dire, il console onorario è più un rappresentante dell'Italia in Colombia che un rappresentante della Colombia in Italia? No, è più un rappresentante della Colombia, è un rappresentante della Colombia in Italia, certo. Però essendo italiano
deve tenere i buoni rapporti, favorire i buoni rapporti tra i due paesi in modo reciproco. E appunto, dicevo, tra le sue funzioni c'è quella di favorire i rapporti di amicizia tra le autorità, sviluppare e promuovere il commercio, l'economia, la scienza, tenere i rapporti, sviluppare la cultura e quindi e promuovere, come ti dicevo prima, attraverso la comunicazione il paese che rappresenta. Quindi è un lavoro importante, serio. Ma quanti sono i colombiani nel Veneto, ad esempio? Sono, dalle ultime indicazioni Istat, sono circa 1900, un po' meno di 2000 persone. E la maggiore rappresentanza dei colombiani è nella provincia di Verona. Ma esiste una comunità oppure sono 1900 persone a sé stante, insomma? Intendo dire, c'è una rete di relazioni fra colombiani? Io sarò molto franco come lo sono del resto. Io sono console da pochi mesi e già ho avuto dei rapporti con alcuni colombiani che avrò anche questa sera in consolato alle 17 e ho un appuntamento con delle persone appunto di San Donà. E sto proprio cercando di comprendere e di capire e di conoscere e poi già ho in programma nel 2018 un incontro con una comunità colombiana. Sì. Ecco, ma per un veneziano che diventa rappresentante, in questo caso della Colombia, cosa rappresenta la Colombia? Cioè, come descriverebbe questo paese? Qual è il sentimento di Mattia Carlin verso la Colombia? Ma il ovviamente è positivo, ci mancherebbe altro. Sì, il sentimento verso la Colombia è di ammirazione. Addirittura? Di ammirazione, sì. Di ammirazione perché è un popolo e una terra che sta usando una leva di cambiamento, di miglioramento, che sta cercando veramente di portare alla luce e far conoscere le qualità e le potenzialità di questa terra meravigliosa e di questo popolo meraviglioso, quindi un sentimento di ammirazione. Ecco, nella scaletta degli obiettivi, dei prossimi impegni, insomma, di Mattia Carlin, voglio dire, un veneziano per rapporti personali, per simpatia, insomma, diventa il console onorario della Colombia, si avventura in questa nuova esperienza. La scaletta qual è? Abbiamo capito che insomma, uno dei primi obiettivi è quello, conosciamo i colombiani, insomma, vediamo di fare rete fra i residenti nel Veneto. Poi sono le imprese il secondo step? Ma diciamo che io ho già cominciato, perché ho già cominciato. Il primo obiettivo che ho già corroborato è stato quello proprio nel momento in cui ho preso possesso dell'ufficio consolare, perché il console onorario è definito capo di ufficio consolare. Non può esistere il console se non c'è l'ufficio consolare, è una condizione sine qua non. Allora, nel momento in cui ero nelle mie funzioni dal 13 marzo, ho preso possesso del mio ufficio appunto il 29-30 maggio. Abbiamo fatto, nella mia strategia c'è l'interesse a dare visibilità e importanza a tutto il territorio veneto. Sono il console della Colombia a Venezia, però esiste Treviso, esiste Padova, esiste Verona, esiste Rovigo, Belluno e Vicenza. E tra l'altro ho già incontrato tutti i sindaci o comunque i loro rappresentanti di queste città. Mi manca Verona, che incontrerò a settembre, e Padova devo prendere dei contatti.
Ecco, e poi si sviluppano i rapporti anche no, di carattere economico? Sì, appunto, ti stavo dicendo che il 30 di maggio abbiamo fatto una country presentation, va di moda dire country presentation, invece noi l'abbiamo chiamata così un po' in modo creativo, Encantado di conoscerti, Colombia. Vabbè, insomma, è doveroso, insomma, perché Ecco, l'inglese... e abbiamo fatto con l'Union Camere del Veneto, con la collaborazione dell'ambasciata e ovviamente del consolato, abbiamo fatto una presentazione delle opportunità della Colombia di fronte a tutti gli imprenditori a Treviso, alla Camera di Commercio di Treviso. E è stato un successo di pubblico, di persone, e poi fatto questo la sera ci siamo trasferiti a Venezia per un incontro con alcuni imprenditori in una location molto, molto importante e prestigiosa a Venezia, e il giorno dopo, assieme all'ambasciatore, che è un uomo molto dinamico, bravo e veramente attivo, abbiamo fatto degli incontri istituzionali di rito. Devo andare in sigla, però in 30 secondi uno slogan per andare in Colombia. Siamo d'estate, si viaggia molto, non è proprio dietro l'angolo, insomma, a Bogotà, ma perché andare lì? Si deve andare lì perché lì si sta bene. Elementare. Grazie a Mattia Carlin, che è il console onorario, fresco console onorario della Colombia a Venezia per il Veneto. Buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.